Buongiorno a tutti e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale coi protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi è un piacere riavere con noi Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, firma del giornale, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Fiamma? Buongiorno Giovanni, sì, ci sono, grazie dell'invito. Grazie a te, bentornata su Radio Libertà. Grazie. Allora, ovviamente con te l'intento principale è affrontare gli sviluppi, diciamo, ormai quotidiani e forse fino a poco fa impensabili sullo scenario mediorientale, però non possiamo non iniziare questa settimana, se sei d'accordo, con un nome e un cognome, Charlie Kirk. Assolutamente, mi sembra straordinariamente giusto. Esatto, perché quello, scusami, che il mainstream ha liquidato semplicemente come un attivista MAGA, in realtà secondo me era una delle voci più interessanti del conservatorismo contemporaneo, è stato ucciso mentre teneva un dibattito, in un campus dello Utah. Volevo chiederti questo terribile fatto cosa dice di noi, della nostra contemporaneità, del momento anche ideologico che stiamo vivendo? Dice tutto, dice tutto. Dice che la proibizione nel mondo contemporaneo a contraddire la cultura woke, che è una somma, oggi come oggi, di cultura di sinistra che viene da lontano, che conta appunto decenni di testi, di prepotenze, di esperienze, di movimenti, eccetera, nel suo incontro con la jihad islamica, l'incontro fra queste due componenti che si è verificato nel corso di questi anni ha creato una situazione nuova rispetto anche alla cultura e alla definizione del pensiero contemporaneo, cioè la violenza, cioè ciò che non si risolve con la discussione, perché la discussione non viene accettata, lo si risolve con la violenza. Io purtroppo appunto ne so qualcosa perché sono decenni che quando tocco il suolo italiano, ora non sono in Italia, sono a Gerusalemme, Certo. quando tocco il suolo italiano immediatamente sono seguita da una gentilissima scorta della polizia italiana che mi accompagna per ogni dove. Diciamo, le minacce su di me per essere la giornalista normalissima che sono, quella che racconta la verità di Israele e del Medio Oriente, sono sempre state il mio pane quotidiano e così oggi è a livelli larghissimi e che arrivano fino all'omicidio, al tentativo di omicidio. Ricordiamoci che Trump stesso ha subito 2 tentativi di assassinio e Netanyahu pure. L'intento di uccidere Netanyahu è un intento addirittura professato. In questo momento in Israele c'è una signora che peraltro è un'intellettuale piuttosto famosa, un'artista, che era già in possesso di un'arma a canna lunga e che se non l'avessero trovata, se non l'avessero denunciata, probabilmente l'avrebbe usata. Più ci sono stati altri vari tentativi, ora non è questo il nostro tema, ci saranno altre occasioni, ma in generale, ecco, diciamo che la sconfitta storica della sinistra, che è del tutto evidente, prima di tutto appunto a suo tempo nel crollo di quello che ne era il bastione, ovvero il mondo comunista, poi dopo seguita da tutta una serie di tentativi di recupero che sono andati uno peggio dell'altro. La sua trasformazione in movimento woke con la distruzione della storia della cultura giudaico-cristiana, la negazione della sua importanza e anche della sua bontà rispetto ai temi della democrazia e dei diritti umani. E poi questo incontro disgraziatissimo con la cultura islamica nella sua parte peggiore, diciamo così, hanno costruito una situazione per cui se tu non sei appunto uno che si definisce all'interno di un mondo
di sinistra autoincensantesi sul tema dei diritti umani, che di fatto invece non solo viola ma disprezza, dato appunto poi le parti che sostiene. Pensa a te che cosa significa per uno che dice di difendere i diritti umani sostenere Hamas, che uccide gli omosessuali, fa sposare a delle persone anziane, le bambine di 10 anni, tiene le donne di cui può sposare 4, c'è la poligamia, vero? Ma questo dappertutto. Uccide chi va a procurarsi il cibo a Gaza e chiunque naturalmente professi un'opinione diversa. Pensa che cosa, che razza di paurosa contraddizione è quella di chi, appunto, dichiarandosi a fianco dei movimenti, chiamiamoli terzomondisti, per usare un'espressione gentile, che ci prende, ecco, che poi che ci prende poco tempo, perché ci sarebbe parecchio da dire su questo terzomondismo, che era una cosa, poi è diventato un'altra, insomma c'è una storia. Ecco, pensa a te che razza di contraddizione è quella di dichiararsi difensore dei diritti umani mentre ci si rifiuta di condannare l'Iran che impicca ai lampioni gli omosessuali. Siamo in una situazione in cui Greta Thunberg, che è andata con quell'altra flottiglia prima e ora sta andando con questa qui, con questa nuova flottiglia di cui, se vuoi fare una domanda, appunto, che è una delle cose più diciamo così ridicole e offensive, sì, che sarà la parte di commedia della chiacchierata, diciamo, mettiamola così. sì, ecco, esatto. Ecco, pensa a Greta Thunberg, quando con grande cortesia è stata poi sbarcata da quella prima flottiglia, gli hanno dato il famoso panino con cui lei è stata fotografata mentre lo mangiava tutta contenta, eccetera, e poi gli hanno detto: va bene, adesso però ci fate un piacere, guardate il film sugli orrori del 7 ottobre. Beh, lei, va bene, grande difensorice dei diritti umani, ha rifiutato di guardare il film, e così hanno fatto i suoi compagni di strada, ecco, non hanno voluto guardare. Allora qui c'è un punto, diciamo così, teoricamente di fondamentale importanza. E purtroppo questo atteggiamento, che sembra un atteggiamento infantile, non lo è un atteggiamento culturale molto importante. La von der Leyen ieri, parlando all'Unione Europea e dicendo appunto che Israele deve essere discriminata, gli si devono applicare delle sanzioni, e così via, ha fatto un lungo discorso su cui anche qui, se vuoi, torniamo. Ha fatto un lungo discorso in cui la parte contro Israele era eminente, insomma era molto importante, era anche piena di intenzioni molto estreme, come quella di togliere il diritto ad entrare in Europa ad alcuni ministri israeliani e a quelli che lei ha chiamato i coloni aggressivi. Questi coloni aggressivi, povere creature, sono quelle che sull'autobus ieri l'altro i terroristi che hanno scavalcato la rete hanno sparato in faccia salendo sull'autobus, facendo 6 morti. E ancora gli altri poverini viaggiatori su questo autobus, di questi coloni aggressivi che cercano appunto di sopravvivere in una situazione sancita dal diritto internazionale in base agli accordi di Oslo, che ormai vengono disconosciuti, violando in questo caso sì il diritto internazionale, da quelli che come la Thunberg definiscono i Metachalim, cioè le persone che vivono nella parte C, oltretutto, che è secondo gli accordi di Oslo è affidata completamente a Israele, mentre la parte A che è affidata ai palestinesi, e la parte B dovrebbe essere affidata a tutte e due, ma sul destino di queste 3 zone non c'è un say, non c'è una dichiarazione che non si rifaccia a un possibile accordo, che purtroppo con Hamas non è mai stato possibile, e nemmeno con Abu Mazen, che ha rifiutato, oltre ad Arafat, dopo Arafat, tutti gli accordi che Israele ha offerto in quantità. Nonostante queste palesi realtà,
la fatica, l'incapacità, l'ignoranza, la volontà di non guardare alle cose come stanno, fanno sì che poi si arrivi ad una situazione in cui vince la violenza, capisci? Questo è il tema, la violenza diventa la cosa che poi sul campo diventa il maggiore giocatore, ed ecco che a Kirk che dice appunto che poi spiegando le cose ai suoi interlocutori nelle università, spiegandogliele anche molto bene, con molti dati di fatti, come cerchiamo di fare tutti noi che sappiamo come stanno le cose, e cerchiamo con le date, i nomi, i luoghi di raccontare la storia per come è veramente, e lui gli hanno sparato e noi andiamo in giro con la scorta. Ecco, Ecco. sì, questa è la morale tremenda, diciamo, della contemporaneità. Per orientarci un attimo questa contemporaneità, volevo chiederti se potevi, darci la tua lettura di quello che è accaduto a Doha, no, che a me è sembrato, dimmi se sbaglio con quest'impressione un po' semplicistica, ma è sembrato un ennesimo game changer, un ennesimo cambio di paradigma. Cioè, mi è sembrato che Israele abbia voluto dire: "Non siete al sicuro nemmeno in Qatar, nemmeno presso i vostri protettori." È così? C'è di più? Come l'hai vista? Io la vedo come come un compimento ulteriore della svolta che si è attuata il 7 di ottobre, quando improvvisamente Israele si è dovuta risvegliare dalle illusioni e dal sogno che ne facevano, come posso dire, un giocatore occidentale in Medio Oriente. Mh. Israele è in Medio Oriente, minacciata su 7 fronti, minacciata della vita. Cioè noi qua giorno dopo giorno, lo sai quanti attentati terroristi, lascia fare Gaza per un minuto, lo sai quanti attentati terroristi sono stati sventati l'anno scorso? 1000, ricordiamoci 1000. questo numero, 1000. Vuol 1000 dire 3 al attentati giorno terroristici. sostanzialmente. Sì, esatto, i 54 non sono stati sventati e ci hanno colpito facendo un sacco di morti. Ecco, come quello appunto di ieri l'altro. E stamattina di nuovo sono stati trovati, stamani, sto parlando di oggi, degli altri che venivano dall'altra parte di questo Gader, di questo non muro, insomma, di questo recinto, di nuovo stavano scavalcando. Questa è la parte, diciamo, relativa alla Giudea e alla Samaria, detto anche West Bank, va bene? Certo. Ma oltre a questo, noi siamo andati nei rifugi perché gli Houthi ci hanno tirato i loro missili ieri Gerusalemme di nuovo ha avuto un allarme. Questo capita praticamente tutti i giorni. Quattro soldati sono stati uccisi a Gaza ieri l'altro in questa battaglia, che è una battaglia per la vita e per la morte. Poi il fronte iraniano minaccia di riarmarsi continuamente. Una ragazza che era stata tenuta ostaggio in Iraq fino a questo momento è ritornata a casa ieri. Diciamo la Siria che finalmente non ha più la presenza di Assad, però è certamente incerta, dato appunto adesso il fatto che Al-Shara, che è il personaggio che è, ne è diventato il capo, e speriamo bene, va bene. Comunque, insomma, anche lì abbiamo dovuto muoverci in maniera tale da garantirci di non essere presi di sorpresa da un momento all'altro. Infatti, oltre le alture del Golan c'è una presenza che che perlomeno guarda l'aria e ci protegge. E gli Hezbollah, che non si aspettavano che fossimo così pronti e così bravi, e che già dall'8 di ottobre erano entrati in guerra a fianco di Hamas, in modo da metterci come in un sandwich dal sud e dal nord, in un sandwich di morte, va bene, in cui Israele potesse essere schiacciata, sono invece stati battuti in maniera straordinaria da Israele. E l'Iran, che pensava di poter intervenire con i suoi missili, a sua volta ha subito da parte nostra un paio di attacchi di cui uno in cui poi gli americani a loro volta ci hanno dato una mano, hanno dimostrato che Israele non ha intenzione
di farsi liquidare. Questa è... Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Questa è la situazione. Israele combatte per la vita e per la morte. Questa è la cosa che stranamente, e forse non è neanche tanto strano perché voi lì non lo sapete, voi lì da dopo la seconda guerra mondiale non avete mai avuto una situazione in cui ogni bambino che prende l'autobus può rischiare la vita, va bene? Certo. Non ce l'avete mai avuta una situazione di questo genere. Quindi voi credete che quando qui si va a combattere c'è Netanyahu cattivo che vuole con un atteggiamento aggressivo mettere sotto qualcuno? No, qui nessuno vuol mettere sotto nessuno. Qui quello che si vuole è semplicemente vivere una vita normale di un paese democratico in cui ci sono tante componenti, in cui c'è una società bellissima che, ecco, questa forse è la cosa anche di cui dovreste avere più cognizione, cioè una società di grande solidarietà umana, di grande cultura, di grande disponibilità a tutta una serie di momenti di aiuto reciproco che invece le società occidentali si sono in gran parte dimenticate perché hanno perso il significato della loro esistenza e della loro bontà rispetto alla storia del mondo, va bene? Ma qui invece c'è quest'idea, c'è questa sensazione ed è questo che viene difeso. Cioè, ma in questa cornice, diciamo, dov'è, se c'è a tuo giudizio, il salto di qualità dell'operazione a Doha? Guarda, un salto di qualità consiste forse semplicemente, io non lo vedo un grande salto di qualità, io vedo veramente insomma lo stesso tipo di cose che da anni noi cerchiamo di fare, cioè c'era una situazione in cui la leadership che ha programmato la orribile leadership nazista che ha programmato la strage, che chiamare strage insomma non dice la grandezza della cosa, la grossezza intendo dire dell'operazione, che ha programmato il 7 di ottobre, poi si è andata a rifugiare carica di miliardi che quando si dice che a Gaza per forza a Ismail Haniyeh credo che ci avesse non so quante, sai, si tratta qui di triliardi di dollari che questa gente si è portata via. Khaled Mashal credo che avesse, se non mi sbaglio, 5 miliardi. Ora non so come stia Khaled Mashal, non so se questi siano vivi o morti. Il salto di qualità io non lo vedo, io vedo di nuovo che c'è stata un'occasione, perché di questo poi sempre si tratta, le informazioni ti dicono questo. Cosa dicono le informazioni? Ti dicono in questo momento il gruppo dirigente di Hamas che ha programmato queste azioni, odia Israele con tutto se stesso e ne programmerà altre non appena possibile, che tiene ancora in piedi Hamas riempiendola di soldi e che tiene ancora in piedi Hamas e i suoi terroristi dentro Gaza e si trova dentro una stanza in cui potrebbe essere raggiunta. Guarda che questo è già successo per esempio con lo sceicco Yassin. Sono cose che capitano di quando in quando, va bene? Quindi è stata seguita questa possibilità. Si è toccato il Sancta Sanctorum di Doha. Perché parlo di un Sancta Sanctorum? Perché è il luogo in cui gli americani tengono la loro base militare più importante in Medio Oriente. Certo, ma infatti a questo proposito volevo chiederti, cioè sta venendo anche al pettine un nodo
che è ora di risolvere secondo te? Cioè la doppiezza intrinseca del Qatar, che da un lato è formalmente appunto un alleato degli Stati Uniti, tanto che ospita la principale base in Medio Oriente, dall'altro nella sostanza dei fatti ha ospitato, coccolato, finanziato, protetto la leadership di Hamas. Cioè questa contraddizione prima o poi deve sciogliersi? Sì, aggiungo un elemento a questo che è molto importante: Al Jazeera. Cioè, Al Certo. Jazeera è l'invenzione maggiore nella guerra contro Israele, quella appunto che è riuscita a creare, dando al mondo la falsa impressione che esistessero solo le fonti di Hamas su cui abbeverare l'intera formazione mondiale dei media di qualsiasi dimensione, di qualsiasi tipo, le televisioni, i social media, i giornali di carta, tutto quello che ti viene in mente. Tutto viene da Al Jazeera. L'idea stessa appunto che si debba parlare di Israele come di un mostro che vuole affamare le donne e i bambini e procedere a un genocidio è una magnifica, dal punto di vista della strategia di Hamas, è una magnifica invenzione che è stata poi ripresa dal Qatar tramite la sua emittente fondamentale, appunto, che è Al Jazeera. Ma tornando a quello che dicevi te, sì, lì la doppiezza del Qatar è stata presa di petto, anche se fino a un certo punto, perché il Qatar svicola via di fronte a queste evidenze, come ha fatto in questo caso. Certo, sì, ha convocato questa riunione d'urgenza che si svolgerà domani, dove su Israele se ne diranno di tutti i colori, va bene? E questo era che si poteva naturalmente aspettare, però ha anche detto che non intende sottrarsi al ruolo di mediatore rispetto alla questione dei rapiti. Perché dice questo? Perché Trump alla questione dei rapiti ci ha sempre tenuto particolarmente, vedendo nella restituzione dei rapiti uno step, un passo che potrebbe portare a una pacificazione. Ora questo, e quindi siccome Trump l'ha detto fin dal primo momento, da quando è stato eletto, lui punta alla pacificazione del Medio Oriente ed è pieno suo diritto. Adesso però qui c'è una contraddizione fondamentale. Fino a quando il Qatar seguita a sostenere Hamas in tutta la sua aggressività, ovvero seguita a riempirlo di soldi e di aiuti, Hamas non scenderà mai dal piedistallo su cui si è messa dicendo e noi però seguiteremo ad avere il potere dentro Gaza. Per cui se Hamas resta armato e presente dentro Gaza, anche se dice di voler restituire gli ostaggi, cosa a cui non crede nessuno in verità, la cosa non può funzionare, perché Israele non può mettersi di nuovo alla mercé di un'organizzazione terroristica su cui convergono tutti gli aiuti, diciamo, del terrorismo internazionale, in primis sempre l'Iran, che non è morta, l'Iran è sempre lì e anzi attraverso questo nuovo accordo con l'IAEA che sta cercando di fare in queste ore e di cui di nuovo non si capisce nulla, perché è un accordo in cui dice sì, l'IAEA avrà il diritto di visitare i nostri siti, poi si tira subito indietro e dice avrà il diritto di visitare i nostri siti atomici quando noi glielo permetteremo, quindi siamo di nuovo a dei punti. Sarebbe comico se non fosse tragico. Guarda, ricordati Giovanni un'altra cosa, che quei droni che sono piovuti sulla Polonia e di cui Sì, state certo. tutti parlando molto giustamente lì in Europa, su questi droni russi, sono di costruzione iraniana. Siamo di nuovo diciamo così, a legami basilari in cui c'è un asse del male che rispunta sempre fuori e che peraltro si è visto benissimo in faccia l'altro giorno quando Putin insieme ai cinesi e ai coreani del nord hanno sfilato tutti insieme con gli iraniani appiccicati alla schiena. È un insieme che, vedi, quando si dice Trump sta litigando con Israele perché in fondo lui non avrebbe voluto che ci fosse questo attacco su Doha perché il Qatar appunto è una fonte di business gigantesca, gli ha regalato l'aereo che gli ha regalato qualche settimana fa. Ci sono tutte queste cose, non dico di no, però poi
al fondo di tutte le cose ci sono alcuni elementi, e anche quando si dice Israele ora rischia molto perché i paesi arabi potrebbero rimettere in discussione i patti di Abramo, lascia che io ti dica che io non lo credo tanto, perché comunque sia Israele c'ha in mano intanto una capacità tecnologica formidabile, straordinaria, anche medica oltre che tecnologica delle armi, e anche in tutti i campi, matematica, fisica, Certo. eccetera. Non credo che poi alla fine si voglia tanto rinunciarvi e che qui lo si perda di vista. Ma poi scusami se... no, finisco la frase. E poi Figu. una capacità enorme di fornire informazioni a Ah, dei certo. sistemi, ecco, che all'Arabia Saudita, per esempio, è molto difficile, che per l'Arabia Saudita sarebbe molto difficile farne a meno, io penso, ecco, questa è la mia impressione. No, chiarissimo. Tra l'altro volevo intervenire a ruota, ma di quello che hai detto, nel senso che secondo me c'è anche un po' di ignoranza da parte del mainstream, perché Qatar e Arabia Saudita non mi risultano proprio, come dire, alleati ferrei nell'orizzonte sunnita, cioè spesso sono concorrenti se non rivali. Assolutamente, se ti ricordi appunto c'è stato un momento in cui l'Arabia Saudita ha proprio chiuso le porte al Qatar, è durato anche un bel pezzo, gli ha proprio chiuso le porte. Però sai, come diceva Arafat, nel Medio Oriente c'è sempre la stessa sabbia che cambia, però il vento fa cambiare la dimensione delle onde di sabbia, per cui vedi sempre un panorama diverso. E questo è veramente qualcosa che qui succede giorno dopo giorno. Ora in questo momento, diciamo, sembra utile ai paesi arabi dire che insomma si solidarizza con il Qatar perché Israele ha fatto questa incursione. Chi poi solidarizzi veramente è davvero un grosso punto interrogativo, e ti dirò di più, anche per quando si dice ma gli americani, Trump ha detto che non è che è contento dell'obiettivo che è stato preso di mira, perché quelli lì erano veramente degli atroci delinquenti su cui è molto difficile mettere, come dire, della simpatia o della solidarietà, però ha anche aggiunto: non mi fa piacere per niente la dislocazione dell'attacco, come dire, il Qatar non doveva essere toccato e anzi non lo sarà più, ecco. Però nello stesso tempo allora non si capisce perché, se lui ha saputo veramente prima che l'attacco stava per essere compiuto, perché invece di cercare di avvertire il Qatar, peraltro senza riuscirci, cosa strana, perché Trump se vuole riuscire a avvertire qualcuno, ecco, ma perché non ha cercato invece di fermare Israele? Allora come mai non ha telefonato dicendo no, non attaccate? Perché la cosa più logica quando sta per esserci un attacco è cercare, se puoi, e Trump può molte cose, anche se non so se questa la poteva fare, però Trump può molte cose, perché non ha cercato di fermare l'attacco invece di avvertire che l'attacco stava arrivando? Mi sembra, insomma, tutto questo, diciamo, crea un ginepraio in cui si può pensare, sospettare, immaginare parecchie cose. Ecco. Certo. Senti, No? spostandoci, direi che la risposta alle tue domande era già nelle domande stesse in questo caso, quindi è lì da leggere. No, invece spostandoci dal Medio Oriente all'Europa che tu citavi, spesso giustamente come bella addormentata, diciamo che quando si sveglia forse addirittura dal peggio. Volevo chiederti cosa ne pensavi del fatto che per la prima volta il Parlamento europeo ha votato a maggioranza diciamo di sinistra nel senso vario della parola, una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Penso che è un regalo a Hamas, e penso che chiunque in questo momento si mette dalla parte del terrorismo, oltre a compiere un gesto che danneggia le fondamenta stesse dell'esistenza dell'Unione Europea, compie un gesto di masochismo per il suo futuro che poi si riscontrerà nelle cose. Penso che fa un gesto prima di tutto irrilevante, perché lo Stato di Palestina non esiste e non si sa che cosa sia, non si sa se sia Hamas o se sia il vecchio Abu Mazen, il quale ormai non vuole più andare a votare ormai da decenni, perché altrimenti si ritrova Hamas al potere, e che comunque è colui che nel corso di tutti questi anni ha fornito
ai palestinesi il famoso pay for slay, cioè gli stipendi per tutti quelli che avessero compiuto attentati terroristici e finissero in galera. Sono tutti poi stipendiati dall'autonomia palestinese, e se muoiono la famiglia si seguita a mantenere la famiglia del terrorista, crescendo poi appunto una cultura di cui trovi riscontro nei libri di scuola, eccetera. Ecco, diciamo che rispetto ai palestinesi, che dal 1948 hanno rifiutato una decina di proposte da parte di Israele per poter condividere 2 stati per 2 popoli, la cosa peggiore in assoluto che possa essere fatta è quella di cercare di imporre questa soluzione che non ha protagonisti, non ha confini, nel senso, parlando di cose concrete, dico confini geografici. Certo. Non ha. Io ricordo una volta sono andata a intervistare Arafat a Tunisi, quando era ancora a Tunisi, non era ancora tornato grazie agli accordi di Oslo. Sono andata, stavo a Epoca a quel tempo, e sono andata a intervistare Arafat. Gli ho portato una cartina con un pennarello e gli ho chiesto se poteva disegnare lo Stato palestinese, visto che appunto che tutti dicevano che i palestinesi volevano 2 stati per 2 popoli, no? Certo. Allora gli ho portato la cartina, gli ho detto: mi potrebbe disegnare fin dove lei vuole lo Stato palestinese e fin dove invece c'è Israele? Beh, la furia che lo ha preso mi ha tirato dietro tutto quello che c'aveva in mano, mi ha tirato dietro la carta, il pennarello e così via. Ecco, quella è stata su questo ci sono le fotografie e l'articolo su Epoca di quel tempo, insomma, di quel periodo. D'altronde no, mi risulta che rifiutò un accordo, quello benedetto in teoria da Clinton, che più o meno contemplava il 90% delle sue richieste, quindi evidentemente Sì, quello fu quello che gli offrì Ehud Barak. Poi dopo ce n'è stato un altro che era ancora più vantaggioso, e questa volta era stato offerto da Olmert a Abu Mazen, e anche questa volta c'è stato un no. Insomma, i no non si contano, i no sono tanti, perché qual è il motivo? Il motivo è molto semplice, il motivo è che i palestinesi non hanno mai voluto fare uno Stato palestinese, i palestinesi hanno sempre desiderato semplicemente distruggere Israele, e quando Hamas poi ha cominciato a ipotizzare questa distruzione, diciamo così, sul filo della lama, cioè brandendo il Kalashnikov, e la cosa è diventata particolarmente, perché in una mano c'era il Kalashnikov e in quell'altra il Corano. E quindi certo. quando la cosa è diventata una guerra religiosa, fa impressione che di questo appunto la von der Leyen non si debba rendere conto. Ma com'è possibile? Io me lo domando, ecco, che cos'è? Tu forse lo sai meglio di me, vivendo di più da quelle parti. Ecco, io mi domando come può una persona con delle responsabilità e di buonsenso dare addosso a Israele. È vero, ecco, è vero che si spezza il cuore a vedere la sofferenza di persone, Certo. di esseri umani, donne, bambini, eccetera. Ecco, a parte che viene sempre dimenticata la sofferenza dei rapiti, pelle e ossa, vero, scheletri umani come Auschwitz, lì in quei sotterranei che sono stati costruiti con i soldi che erano stati dati perché quando Israele sgomberò Gaza diventasse un ridente pezzo di costa ricco di infrastrutture di ogni genere perché portasse benessere ai palestinesi. Invece lì tutto è andato nella preparazione del 7 di ottobre e di qualsiasi altra guerra, che poi adesso era un fatto ideologico, lo dice la carta stessa di Hamas, che bisogna ammazzare gli ebrei, quindi questo stava nelle cose. Ma come si può ignorare, ecco, che tutta la storia gira intorno a questo obiettivo, e come si può pensare che oggi uno Stato palestinese sia un obiettivo positivo, favorevole, che potrebbe portare pace, dal momento che è successo tutto il contrario nella storia? Come si può ignorare
ignorare la storia. Ecco, gli accordi di Oslo fecero tornare Arafat, hanno consegnato ai palestinesi tutte le zone in cui risiede il 98% della popolazione palestinese. Quello che si scatenò immediatamente fu la seconda intifada, che ha fatto più di 1000 morti sugli autobus, nei ristoranti, eccetera. E adesso, dopo che Gaza fu sgomberata da Sharon, nel corso degli anni questo pezzo libero che avrebbe dovuto essere un primo nucleo dello Stato di Palestina è diventato una zona traforata da gallerie. Ecco, e io dico, certo, si può soffrire per questa popolazione, però la verità è anche che questa popolazione è interamente stata usata, e l'ha dichiarato Sinwar, per coprirla come un cuscino che fosse appunto la base per poter condurre una guerra, una jihad sanguinosa nei confronti degli ebrei, e a sua volta richiedendo il sangue che appunto è stata costruita questa situazione, mettendo nelle stanze dei bambini i razzi, i Kalashnikov. Ricordati che quanto è stata bombardata Israele dai lanciarazzi che c'erano a Gaza. Capisci bene? Ecco che dove erano tutti questi? Erano sotto gli ospedali. Allora poi ci si è lamentati che gli ospedali sono stati colpiti. E quando la gente va a prendere il mangiare che viene distribuito da centinaia e centinaia di camion ormai accumulati da quanti sono sui bordi di Gaza. Chi è che crea sempre delle situazioni in cui ci si possa sentire aggrediti, spaventati da parte anche dei soldati israeliani che badano che il mangiare venga distribuita? È Hamas che non chiede di meglio che creare delle situazioni in cui la popolazione, la sua popolazione, soffra e venga utilizzata come scudo umano, in maniera poi da poter chiedere all'opinione pubblica internazionale di condannare Israele. Ma perché ci si debba cascare in questa trappola? Questo è una cosa che mi risulta veramente mi risulta dolorosa. Ecco. È una Non so domanda cosa terribile, una domanda terribile. Io a volte ho l'impressione, anch'essa terribile, che agli occhi degli occidentali, che Sir Roger Scruton avrebbe detto ammalati di oicofobia, no, cioè che ormai odiano la propria storia, la propria tradizione. Io temo che Israele abbia il torto di rappresentare i valori occidentali in quel pezzo di mondo. A volte mi sembra l'unica spiegazione, diciamo. Sì, di sicuro Israele vive, si disegna, è una rappresentazione dei valori occidentali. All'interno di questi valori occidentali c'è anche tutto quello che è la dinamica della democrazia, che è anche alle volte una dinamica molto aggressiva. Qui infatti lo scontro intorno a Netanyahu è sempre uno scontro molto forte, però io ho sempre trovato, per esempio, che questo scontro intorno alla figura di Netanyahu, che viene eletto e poi rieletto, senza peraltro che da parte sua io abbia mai visto toccare le istituzioni democratiche, né per esempio, che so, proibire una di quelle manifestazioni che bloccano le arterie principali su cui scorre il traffico di Israele, piuttosto che le vie che portano all'aeroporto. Insomma, ecco, qui ce ne sono state anche di molto pesanti di manifestazioni, però non l'ho mai viste toccare. Non ho mai visto che i canali televisivi che gli danno addosso, che sono la stragrande maggioranza, sono 3 su 4, qua ci sono 4 canali televisivi importanti, sono 3 quelli che proprio ce l'hanno con lui, ecco, 2 in maniera proprio molto molto aggressiva e diretta, uno una via di mezzo, e solo il quarto, che è nuovo peraltro, ha preso una strada, però l'informazione, i quotidiani, le televisioni sono tutti contro Netanyahu, e Netanyahu insomma non si è mai sognato di alzare un sopracciglio su tutta questa vicenda, salvo ogni tanto borbottare o dire ma non c'è niente di tutto questo, insomma. Ecco, di sicuro tutta la situazione della democrazia, e non solo della democrazia, ma anche
Io guarda, di nuovo vengo agli episodi personali. Sono andata un mio amico l'altra sera ha preso il dottorato. Qui il dottorato is quite something, è un lavorone prendere un dottorato qui, e ha preso un dottorato in storia e siamo andati all'Università di Barilan ad assistere, avevano tutti la cappa, il cappello, insomma, e hanno sfilato come si fa negli Stati Uniti. Qui si fa poco questo, ma insomma, invece lì c'è stato, sai quante ragazze arabe, appunto, ero così contenta di vedere che in mezzo alle dottorande, femmine anche, c'erano delle ragazze arabe, poi arabi, drusi, insomma è un paese veramente che anche nonostante la guerra, ecco, c'è questo rispetto che poi naturalmente deve anche seguire le regole della sicurezza. Certo. E quindi devi stare attento, si capisce. Però i dottori negli ospedali, se uno si fa male va a un pronto soccorso, puoi giurare che il dottore e gli infermieri che ti riceveranno in grandissima parte sono arabi. Fra l'altro sono molti arabi che hanno studiato in Italia, ce ne sono parecchie nelle università italiane. Insomma, la mescolanza sopravvive forte, nonostante la guerra. E questo, Vabbè, è la insomma, differenza specifica di Israele, diciamo, proprio possiamo così, chiamarla dici così. bene, Ci eravamo dici promessi bene. di chiudere, diciamo, con un accenno alla parte da commedia che c'è in ogni tragedia, in questo caso la parte da commedia si chiama Flotilla, evidentemente, mi vien da dire. Sì, sì. Allora, questa flottiglia è una flottiglia che non si capisce bene cosa vuole, perché davanti a Gaza, proprio ai passaggi, a Kerem Shalom, insomma, ci sono centinaia e centinaia di casse di cibo che in parte vengono distribuite quotidianamente, e la GHA, cioè l'organizzazione americana che distribuisce il mangiare, riesce a distribuire, insomma ha distribuito ormai milioni di pasti. In parte invece, siccome l'ONU si è rifiutata di farlo, restano lì, però diciamo che in linea di massima una cosa è certa, che il cibo sommerge Gaza, va bene? C'è quello che si riesce a portare dentro e quello che per paura che venga immediatamente sequestrato dalle milizie di Hamas armate che stanno lì apposta coi camion per portare via il cibo, non si riesce a portare via. Quindi c'è una dinamica molto complessa, però alla fin fine, insomma, c'è da dire una cosa, che il cibo c'è. Allora, che loro arrivino con qualche pacco di cibo su queste barche è una cosa che non ha nessun significato. La flottiglia non può portare un aiuto, l'aiuto c'è di già e l'aiuto è molto abbondante, e comunque se avessero voluto portare un aiuto dal porto di Ashdod è facilissimo chiedere che vengano distribuiti, una volta controllati, che dentro non ci siano armi o prodotti scaduti o prodotti nocivi. Ci possono essere tanti motivi per cui non si distribuisce un prodotto. Ecco, se passa di lì tutto poteva passare se lo si fosse richiesto. Quindi diciamo questa flottiglia di 70 barche comprate con un sacco di soldi che invece forse avrebbero potuto essere versati a organizzazioni caritative affidabili, invece chi lo sa con che soldi sono stati comprati, va lì, va verso Gaza. È evidente che è una forma di provocazione politica che ha veramente proprio poco di caritativo, dal momento che non si è mai occupata di chiedere, per esempio, che vengano liberati gli ostaggi. Questa è anche un'altra cosa che dà da pensare, perché se tu fai una cosa per motivi umanitari vuol dire che hai dei principi umanitari. Qui i principi umanitari vengono applicati ad una parte sola e quindi è difficile capirlo. Ecco, detto tutto questo, veramente, scusa, mi interessa molto di dire una cosa. Ci Prego. sono una quantità di studi. La Henry Jackson Society, per esempio, che è al di sopra di ogni sospetto e che è una organizzazione british. Poi ci sono tanti scholars che
hanno fatto tanti studi sulla parola genocidio, sui numeri forniti dalle organizzazioni palestinesi e soprattutto figurati te, dal Ministero della Sanità di Hamas, da Gaza. Rivedono tutti i numeri su cui si sono basate le cronache alla televisione, questi che arrivano e che dicono ci sono 70.000 morti, 80.000 morti. Chi sono questi morti? Quanti sono i terroristi uccisi in battaglia? Perché Israele, ma ce l'aveva o no questo diritto di uccidere i terroristi in battaglia? Io spero che almeno questo, dopo quello che è successo il 7 di ottobre, venga riconosciuto. Però non sento mai che di questo si parli, sento sempre dire dei numeri di morti, va bene? Sento dire dei numeri di morti, e quando si dice bambini non si dice mai, per esempio, quando si dice bambini si dice fino ai 16 anni di età. Povere creature, sono pochi 16 anni, però un ragazzo di 14, 15, 16 anni a Gaza che è stato indottrinato. Sai, mi è capitato in questi giorni di intervistare il Green Prince, no? Il figlio di Hamas. L'avrai visto di sicuro? Sì, certo, certamente. Ecco, allora l'ho incontrato diverse volte in questo periodo e abbiamo insieme visitato un nuovo museo del 7 ottobre che lui ha visitato, molto emozionato, insomma, di vedere le cose che vedeva, e anche addolorato, straziato, eccetera. E a un certo momento siamo capitati allo scaffale dei libri che hanno trovato nelle borse dei terroristi e nelle case, e fra questi libri che cosa c'è? C'è il Mein Kampf, tradotto in arabo, ci sono i libri di Khaled Mashal, quello appunto che doveva essere uno di quelli che non lo so se è stato poi eliminato nell'attacco a Doha, ma no. Insomma, comunque era uno degli obiettivi. Khaled Mashal è uno dei primi fondatori di Hamas. Questi libri, uno è intitolato Odiare gli ebrei. Poi c'è la base e poi c'erano i libri di testo che il Green Prince mi diceva, noi studiavamo così, dicevano per imparare le sottrazioni, se hai 10 ebrei e ne uccidi 5, quanti ne rimangono? Beh, Queste direi sono le che scuole. è veramente la fotografia definitiva. Io ti ringrazio molto, ma solo perché abbiam finito il tempo, ma come sai noi qui a Radio Libertà, tendiamo per quanto possiamo a stare su questo tema che poi è il tema dei nostri giorni, e quindi spero di risentirci presto. A presto e grazie. Grazie Fiamma, davvero. Arrivederci, grazie a voi.